Questa villa fa parte di una proprietà che è completamente sottoposta al vincolo delle belle arti. È una villa che negli anni ha subito diversi restauri, fino ad ultimarsi nel 2009 con la ristrutturazione completa della zona della piscina. La piscina è stata realizzata 10 anni fa, è una piscina di dimensioni veramente molto grandi. Questa che vedete qua davanti a me è la casa del custode. È una casa che si sviluppa su 2 livelli. Al piano terra troviamo una zona giorno con cucina, bagno e zona fitness. Salendo invece abbiamo 2 camere e un bellissimo balcone che affaccia sul parco della villa. Qui entriamo attraverso una loggia. In questo piano troviamo una zona pranzo, salone, cucina, una zona studio e una camera completa con il suo bagno privato. Da questa parte abbiamo un piccolo saloncino. La cosa bella è che anche in una superficie non enorme abbiamo delle superfici vetrate veramente belle con affaccio sul giardino. Da questa parte invece troviamo la prima camera da letto composta da un bagno privato doppio con rampa d'accesso. Qui troviamo una bellissima sala da pranzo con doppia finestratura vista parco e un accesso diretto per accedere appunto alla cucina, anche questa abitabile, molto grande, che si collega poi direttamente con il vanoscale che ci porta al secondo piano. Da questa parte c'è anche l'accesso sempre alla zona posteriore del parco e abbiamo anche l'accesso alla cantina. La cosa davvero unica e originale della casa sta proprio in questo salotto d'ingresso del secondo piano, perché come vedete è a doppio livello, abbiamo un'altezza davvero importante, raggiungiamo quasi i 7,50 m d'altezza. In questo livello abbiamo le 4 camere con i loro bagni. Come vedete è un bagno davvero enorme. Ricordiamo sempre che parliamo di una casa dell'800 con soffitti quindi molto alti e spazi davvero ampi. Qui abbiamo il balcone con l'affaccio sull'ingresso principale, dove troviamo questa grandissima aiuola che si sviluppa a forma di cuore. Eccoci arrivati all'ultimo livello della villa. In questo livello troviamo soffitte, ripostigli, un ulteriore bagno e una camera molto grande mansardata. Diamo un'occhiata magari a una delle camere da letto. Le camere sono collegate tra di loro e hanno l'accesso privato anche al bagno. Possiamo dare un'occhiata anche alla seconda camera da letto, parliamo sempre di camere matrimoniali. Tra qualche giorno troverete la villa in vendita sui nostri siti e la possibilità anche di visitarla virtualmente.